dicevano i colleghi. Di notte il telefono squillava, ma non c'era nessuno dall'altra parte, solo una risata. Ucciso dall'isolamento istituzionale e sociale, dai veleni che calpestava e respirava facendo il suo dovere con eccesso di zelo, ucciso dall'omertà, dalla viltà, dall'ecomafia. Anche in punto di morte, negli occhi di Michele c'era l'amore e la speranza di un uomo per il bene del suo popolo che solo il tumore è riuscito a piegare. Michele Liguori, vigile urbano nella terra dei fuochi, martire dell'ecomafia, un uomo coraggioso, onesto, un acerrano esemplare. Tolsero gli artigli al gatto e volevano che graffiasse. Tolsero la voce da signore e volevano che cantasse. Tolsero l'argilla alla terra e volevano che fiorisse. Ci hanno tolto le lacrime e vogliono che ridiamo. Pulcinella stanco, spunti dal quarto monologo di Ariele D'Ambrosio. No, che non si è movuto, non si è mosso, non si è muovuto. La coppa cravatura è rimasto sempre là, abbandonato. Chi dice? Oggi sto treno è solamente un suono. Clemente, volessi che c'è il primo particolare, no? Che ne saccia, potesse fasciare in te una bella mazza rossa, ma rossa assai. Meglio da vita di pienaccio, con mano gigante che sta a dire che un po' una montagna immondenza e che dice a tutti che sta gente guardate, mi sto ingaccato, mi si è moscazzo cosa che sa tirare in da stumare per una marrone. Io prima che lo faccio no, sono mazzato. Ma voi lo sapete che all'inferno della vita era una discarica immondenza dove stavano l'osso e l'animale, le vacche, le pecore, eppure l'assassino pure, la carne putrefatta, e appicciavano tutte cose, sì, e tutto facevo con un mammo, rinda una pallata che chiamavano e no, fuori le porte di strada. E quando la pallata tenevano il cane, e quando il fuoco va bruciava, poi pulizzava, e quando c'era, e sul fuoco ci scappa o ci brucia, e si perde, ci brucia o ci scappa, e hanno pure acceso a pelle, povero, è rimasto in terra come una prete, come la città papa che mezza come pietra, come il cordello della fisarmonica che si sono studiati, ma che suonavano funicolini, e ma poi no, te le sono rimaste in gamba. Sì, non scendi più che fai, si stanno zitti e ridassa bocca serrata. Cosa stia accadendo alla nostra terra e alla nostra aria, è il loro diritto avere una risposta, è il nostro dovere darla, evitando un trauma psicologico, raccontando loro i fatti con i giochi della vita, in cui spesso si rimane sconfitti dal male, ma che alla fine è il bene, l'innocenza e al contempo la ragione ad avere la meglio. L'importante è lottare, partecipare, sperare, sorridere ed amare. L'importante è non dimenticare né le cose cattive e né le cose buone che ci sono in questo paese. Ed è dalle cose buone che dobbiamo iniziare, da voi, da noi, dalle persone dignitose, capaci, sane e coraggiose di questo paese.
facendo in modo che i nostri figli non debbano cercare altrove quello che gli spetta di diritto nel paese in cui sono nati. Generale, vada a non far del male agli acerrani, essi mi appartengono, guai a chi tocca i miei figli. San Buono.